Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. E oggi vi voglio raccontare la storia di quando il vostro Marietto Veneziano è stato tirato sotto da una moto che guidava il vigile. Ma vi racconto proprio tutta la storia, la genesi, come è successo. Tempo prima il vostro Marietto si incontrava col suo babbo in un paese lontano 35 km da dove abitava ufficialmente il Marietto, e il suo babbo gli faceva delle lezioni di esoterismo, gli spiegava un po' come girava il mondo in grandi linee. E un giorno suo babbo gli disse: guarda, fra un po' tu verrai travolto da una moto, però non preoccupati, andrà tutto bene. Ma più che altro travolto gliela mise giù in un modo elegante. Non parlava proprio di moto che l'avrebbe travolto, ma avrei incontrato una moto. Anche il vostro Marietto pensava che il papà gli avrebbe regalato una moto oppure un giocattolo a forma di moto, insomma quelle cosine lì, no? Poi cosa successe? Passò un po' di tempo, che chiaramente il Marietto non vide più il suo papà, e un giorno, mentre scendeva dalla sua famosa ormai scalinata, che ormai tutti quelli che mi seguono conoscono, che sanno che io abitavo su una scalinata di 175 gradini, mentre io scendevo solo soletto, all'età di 7 anni più o meno, perché cercavo degli amici, si può dire, cosa successe? Incontrai 3 spazzacamini che mi erano venuti a trovare. Questi spazzacamini, almeno io pensavo che erano spazzacamini, perché erano tutti e 3 col cappello, vestiti nero, però avevano la camicia bianca, e mi dissero che io ero il loro maestro, che sarei diventato un maestro a 50 anni. E di non avere paura, e mi parlavano anche loro di questa moto, perché io pensavo che anche questi mi volessero regalare una motocicletta, e mi dissero: Rabbi, come sei sceso in basso? Io effettivamente ero sceso giù in fondo alla scalinata, e quando mi hanno detto Rabbi, come sei sceso in basso, ho pensato che stessero parlando che fossi sceso dalla scalinata da in cima alla casa a lì. E quindi io stavo aspettando questa motoretta che pensavo che mi avrebbe regalato qualcuno. E infatti io, furbacchione, quando vedi che questi qui parlavano come maestro, presi subito a palla e balzo per chiedere a questi 3 spazzacamini se mi regalavano il camioncino che qualche giorno prima il mio papà adottivo non voleva comprarmi. Ma loro mi dissero: no, te lo devi guadagnare da solo, perché nel nostro gruppo tutti si devono guadagnare le cose che vogliono ricevere. E io ci rimasi male, perché dissi: cavolo, ma questi qui mi chiamano maestro, vabbè che ho 7 anni e mezzo, questi magari ne hanno tanti, però insomma almeno il camioncino azzurro l'avrei voluto. Però niente da fare, erano incorruttibili e non mi diedero il camioncino. Ma cosa successe? Successe che dopo qualche giorno, io tornando da scuola, attraversando la strada, vidi un mio amico e volle tornare indietro. Però purtroppo il vostro Marietto Veneziano incontrò la moto del vigile, che era una moto da 200 kg più su, lui 80 kg, 85 kg, insomma al vostro Marietto gli venne incontro un 280-300 kg fra metallo e persona, e il Marietto, visto che non badava a spese, prese in testa il manubrio, al che cadde per terra, e quello fu un incontro un pochettino di quelli tosti. Il vostro Marietto cadde per terra, e cosa successe? E lì successe che il vostro Marietto si distaccò dal corpo e uscì. E lì chi c'era? E lì c'era un altro personaggio che era il papà del mio padrone di casa, che era già andato dall'altra parte del velo. Mentre io guardavo tutta questa scena, questo bambino per terra, che chiedevo: ma chi è quello lì? Mi ha detto: sei tu. Poi sentivo cosa diceva il vigile praticamente, che guidava questa moto, stava male, si discolpava, infatti effettivamente la colpa era mia che avevo cercato di attraversare la strada. E poi vedevo dall'altra parte un amichetto che io pensavo che mi voleva bene, che nei suoi pensieri invece era bello contento che io fossi
stecchito. Al che a un certo punto noi dovemmo andare su. Passai per una porta luminosa e andai su in cima a questo tubo di luce. Arrivato su in cima, feste a non finire. Il problema cos'è? Che appena arrivai su mi chiamavano Mario. Il mio vero nome chiaramente non è Marietto, e ne è un altro, ma quando arrivai su mi chiamavano tutti Mario. Io mi voltai indietro a cercare sto Mario e mi disse: no, guarda che il tuo vero nome è Mario. Al che ci rimasi male, insomma, sopra mi fecero vedere tutta la mia vita e vidi che era una situazione veramente tosta. Al che il vostro Marietto a un certo punto poteva o restare lì o tornare indietro. La cosa triste è che quelli che erano su, che erano praticamente i genitori di quelli che io avevo incontrato giù nella vita, ma però chiaramente erano più grandi, erano tristi perché in quel paese era arrivata una fabbrica di sogni e stava rovinando le persone. E volevano che io tornassi indietro a raccontare che quella fabbrica di sogni bisognava chiuderla perché le persone, quando avrebbero lasciato quella dimensione, sarebbero andate in un posto brutto. Al che mi chiesero se volevo restare o andare, e io ero Marietto, avevo 7 anni e mezzo, ho detto va, torno indietro, va, tanto 60 anni, 50 anni passano in fretta. E l'ultima cosa che dissi a quelle persone mentre stavo scendendo: ricordatevi di me. E poi sono tornato indietro e ho raccontato questa storia a quelle persone, praticamente al mio padrone di casa, che avevo parlato con suo papà, e tutte quelle cose che mi aveva detto, roba del genere. Adesso questa è la storia di questo racconto di quando incontrai la moto. Quando incontrai la moto, e la moto sicuramente era felice di avermi incontrato, io un pochettino meno, ma alla fine sono tornato indietro perché qui c'era lavoro da fare. Bene cari amici, anche per oggi il vostro Marietto veneziano vi ha raccontato una piccola pillola di fantasia. Mi raccomando, è sempre una storia di fantasia, perché poi racconterò ancora questo racconto un po' più allungato, nel senso che vi racconterò cosa è successo appena dopo sono tornato indietro. Quindi seguitemi sempre nei racconti di fantasia del vostro Marietto veneziano, iscrivetevi al gruppo di Hildegarda e Marietto veneziano e seguiteci nei nostri canali social. Grazie e alla prossima!